istruttori del centro. Gli impegni assunti sia nella campagna elettorale del 2007 che nel mese di luglio scorso, incontrando un gruppo di abitanti, sono stati disattesi. Rammarico e delusione a Monserrato e Don Gaetano Montana, il parroco di periferia come si firma, non ha perso tempo a scrivere al sindaco di Agrigento Zambuto ricordando che Babbo Natale non ha portato alcun dono al quartiere. Sulle promesse è calato il silenzio e la frazione non ci sta a restare ai margini. L'inquinamento atmosferico costituisce ancora oggi un problema ed una preoccupazione. Degli svincoli stradali e della riqualificazione alcuna notizia. Anzi, le strade sono sempre più pericolose, aumentano le buche e gli avvallamenti, proliferano le discariche abusive e Monserrato non ha neppure una farmacia. In provincia ci sono comuni con meno di 4.000 abitanti che hanno 2 farmacie. Non capisco perché un quartiere con 5.000 abitanti non può avere la sua farmacia. Il problema dell'inquinamento certamente esiste, lo abbiamo accertato, lo hanno accertato le centraline della provincia, quindi non dei privati ma un ente pubblico che ha accertato tutto questo. La diagnosi ci sembra chiara, però a noi sembra che ad una diagnosi segua una terapia. Le fonti di inquinamento individuate con chiarezza sono state in qualche modo avvertite, se necessario denunziate, se è stato fatto qualche cosa nei confronti di queste persone. Questo vorremmo capirlo con estrema chiarezza. Ci è stato detto che gli svincoli di Monserrato sarebbero stati sistemati anche perché il nuovo centro commerciale creerà dei problemi, no? E la preoccupazione nostra non è se cominciano o non cominciano i lavori, stiamo attenti ad una cosa: se è vero quello che si dice che il centro commerciale all'inizio di maggio apre, e se è vero che questi svincoli non spunteranno con la bacchetta magica o alla Mary Poppins, no? Evidentemente ci sono tempi di lavoro. Se rimandiamo l'inizio, il rischio è che si apre il centro commerciale, no? Gli svincoli non ci sono e qui si intasa tutto. Il discorso della riqualificazione del quartiere, è vero, ci sono state una serie di intoppi, indagini, no? La procura ha fatto il suo cammino e nessuno vuole intaccare queste cose, sono verissime queste cose. Il processo di riqualificazione è cominciato con un'amministrazione diversa da questa, tutte cose verissime, nessuno le mette in dubbio, ma adesso la procura ha chiuso le sue indagini, i procedimenti sono stati fatti, i soldi sono stati sbloccati, perché non si usano. Ed il sindaco in una nota spiega i motivi dei ritardi. La farmacia di Monserrato, scrive Zambuto, è da oltre un anno all'esame del Consiglio Comunale. Riguardo l'inquinamento atmosferico, l'ente competente al monitoraggio è la provincia, ma il primo cittadino non esclude un intervento diretto. Nelle prossime settimane inizieranno invece i lavori per la realizzazione dello svincolo di Monserrato, dopo la convenzione con l'ANAS e la società che sta ultimando il centro commerciale di Villa Seta. Per l'avvio dei lavori di riqualificazione, infine, dichiara il sindaco, manca soltanto il parere del comitato di vigilanza, presieduto dal prefetto Ferrandino, necessario visto che la vicenda è stata oggetto di indagine giudiziaria. Al di là delle risposte, per Don Gaetano Montana è ora di darsi da fare per Monserrato. Noi non vogliamo né essere violenti nel nostro linguaggio né nei nostri modi di fare, vogliamo vivere con estrema civiltà, vogliamo avere rispetto di tutte le istituzioni, ma in questo momento stiamo chiedendo che le istituzioni abbiano rispetto dei cittadini.